Siamo a posto, si può anche iniziare col primo passaggio ufficiale con la pariglia di Fonni composta da Cianciotto Giovanni, Cianciotto Andrea e Mula Giovanni. Quindi si può iniziare con la pariglia di Fonni 1. Allora, la pista all'arrivo è libera, quindi se in partenza sono pronti può passare la pariglia di Ollastra. La pariglia di Ollastra, ripetiamo, è composta da Davide Manca, Michele Secci e Samuel Secci. Ok, in partenza siamo pronti, quindi la prossima pariglia sarà la pariglia di Ovodda, composta da Maccioni Alessandro, Maccioni Andrea e Vacca Giovanni. E la pariglia di Sedilo, composta da Spada Pier Giuseppe, Meloni Davide e Aru Salvatore. E poi sul percorso. Era un po' troppo in Ok, la pista all'arrivo è pronta, è libera, quindi la prossima pariglia sarà la pariglia di Fonni 2, Qualbu Giovanni, Qualbu Cristoforo e Podia Pietro. Allora i cavalieri stanno rientrando, quindi si procederà col secondo passaggio, anch'esso in gara. Allora, da un po' di anni si è deciso di adottare nel regolamento una regola che diciamo obbligati i cavalieri a presentarsi con l'abito tradizionale del proprio paese e con la bardatura tipica della Sardegna, che è la prima cosa del nostro sardo, batti del collare e sedatu, per dare così un pochino più di ordine anche visivo al tutto e per continuare a mantenere quelle che sono le tradizioni della nostra terra, che su questo aspetto non ha nulla da invidiare. Farei un bel applauso per i ragazzi perché ce l'hanno meritato tutto e vi assicuro che correre su questo percorso non è così semplice, perché è un percorso abbastanza breve e non appena possibile poi inizieremo con la terza prova, con la seconda prova in gara. Quindi la prima pariglia che si dovrebbe cimentare è la pariglia di Fonni 1, composta da Cianciotto Giovanni, Cianciotto Andrea e Mula Giovanni.
Appena gli addetti in partenza daranno l'ok, si può iniziare. Pariglia di Forni 1. In partenza è ok, quindi può partire se gli addetti danno l'ok la pariglia di Ollastra con Davide Manca, Michele Secci. Allora mi comunicano che i cavalli della pariglia di Ollastra hanno avuto un problema e quindi per evitare ulteriori danni non gareggeranno più. Questa è la pariglia di Ovodda. La pista all'arrivo è libera. La pariglia di Sedilo, composta da Spada Pier Giuseppe, Meloni Davide e Aru Salvatore. Pariglia di Sedilo. Libera, quindi appena possibile può partire la pariglia di Fonni 2, composta da Qualbu Giovanni, Qualbu Cristoforo e Podie Pietro. I cavalieri se sono pronti possono anche rientrare. I cavalieri stanno rientrando. No, il mio telefono gli fa male. Gli fa male il mio telefono. Vero. Bloccali e tiriamo là. Ora dovrà essere eseguito il terzo passaggio in gara. Quattro e mezzo, anche non ho fatto. Un bel applauso perché se lo meritano tutto. Adesso
si rinfrescheranno con un po' d'acqua. Forni 1, composto da Cianciotto Giovanni, Cianciotto Andrea e Mula Giovanni. Interno, tutte e quattro La le lavina pronta, libera, quindi la pariglia successiva sarà quella di Ovodda, composta da Maccioni Alessandro, Maccioni Andrea e Vacca Giovanni. Davide e Aru Salvatore. Polvo Giovanni, Polvo Cristoforo e Podie Pietro. Pariglia di Conni 2.